Sono i Magnifici 4, i top formaggi del Veneto premiati all'ultima edizione di Caseus Veneti, svoltasi a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta. La casatella trevigiana DOP della Latteria Sant'Andrea di Povegliano, il formaggio Piave DOP della bellunese Latte Busche, lo stracchino del caseificio Castellano Urbano di Rosà e il capra ubriacato al traminer della Latteria Perenzin di San Pietro di Feletto. Premiati rispettivamente per le categorie DOP freschi e stagionati, formaggi variegati, affini ed erborinati, le 4 eccellenze sono state scelte da una giuria aurea, composta da giornalisti della stampa nazionale, tra una rosa di 37 medaglie d'oro, a loro volta frutto di una selezione su quasi 400 formaggi valutati dalla giuria tecnica di Caseus Veneti. Una soddisfazione che vale doppio per 2 delle realtà premiate che, oltre al verdetto della giuria aurea, hanno raccolto il premio della giuria popolare. È il caso del Piave DOP di Latte Busche, prodotto che sta conquistando anche il pubblico internazionale. Essere così costantemente riconosciuto come un prodotto di qualità, circa 20 giorni fa è stato considerato uno dei 50 migliori prodotti introdotti nel Regno Unito, ci fa estremamente piacere. Di questo formaggio, che viene prodotto esclusivamente nella provincia di Belluno, ne vengono fatte circa 360.000 forme all'anno, quindi forte gradimento in ambito locale, in ambito nazionale, ma un sesto oramai viene anche esportato con risultati estremamente lusinghieri, soprattutto negli Stati Uniti. Ma quali sono i segreti di un prodotto così di successo? La parola all'autore, ovvero il casaro di Latte Busche. I segreti sono tanti: la materia prima sicuramente, la qualità, il foraggio, la passione e tante altre cose. E diciamo pure che noi abbiamo migliorato negli anni anche il sistema di lavorazione, abbiamo migliorato anche, selezionato dei fermenti autoctoni che fossero validi e che dessero un sapore, un qualcosa di particolare al nostro formaggio. Altro doppio premiato della competizione, la casatella trevigiana della Latteria Sant'Andrea, una piccola azienda che non teme il confronto con la grande concorrenza di Caseus Veneti. Ci confrontiamo con grandi aziende, però ci distinguiamo sempre in quanto abbiamo un bravissimo casaro e abbiamo dei bravi allevatori che lavorano ancora con metodi tradizionali, e il risultato si vede dopo sui prodotti che portiamo a queste manifestazioni, che un buon latte si fa con un ottimo benessere animale prima di tutto, dove gli animali vivono bene, hanno gli spazi giusti, dove dormono nella paglia, e noi tutti rispettiamo questi parametri. Ci dice un po' il segreto e ci descrive la vostra casatella trevigiana che ottiene così tanti successi? Allora, principalmente la sua cremosità, il suo gusto di latte che lascia in bocca. Poi ci saranno sicuramente altri segreti del casaro che non è dato a sapere sicuramente, perché non l'ha mai detto a nessuno.